sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta. Complimenti direttore! Grazie mille, buongiorno a tutti. Ci siamo sentiti, devo dire la verità, spesso in questi anni qui a Calcio Napoli 24 Live e abbiamo ecco, anche visto crescere a poco il progetto dei grigiorossi e non nascondo una certa soddisfazione nel vedere che tale progetto poi è arrivato addirittura ad ambire alla Serie A. Già in alcune annate, in realtà in passato secondo me c'erano delle possibilità, però questa volta è stata quella giusta e va bene così. Allora direttore, una immagine, una foto, un racconto di quello che è stato questo anno. Immagino ovviamente grande soddisfazione da parte sua, però ci saranno stati anche dei momenti difficili, no? Che lei ha affrontato assieme a tutta la squadra, la società. Sì, ma quando si raggiungono questi obiettivi ci sono sempre momenti di grande gioia e momenti di delusione. La forza di un gruppo si vede proprio nei momenti in cui le cose non vanno bene, dove bisogna convivere con la delusione e ricaricarsi per cercare di ripartire subito, come praticamente ci è successo nell'ultimo mese. Noi nell'ultimo mese, dopo essere stati quasi sempre nel giorno di ritorno in testa o aver occupato la seconda posizione, abbiamo fatto 3 sconfitte su 4 partite che ci hanno quasi fatto sfuggire di mano la possibilità di arrivare direttamente in Serie A. La forza morale di questo gruppo si è rivista nell'ultima settimana quando ci siamo ricaricati, ritrovati per la partita di Como, che poi grazie anche al risultato del Perugia, quindi il destino non era più dipendente solo dalle nostre qualità ma anche dai risultati degli altri. Ci siamo ritrovati e abbiamo dato di nuovo il meglio di noi stessi fino a vincere a Como e a esultare al 90° per la tanto sognata promozione che in un certo momento nel finale ci aveva preoccupato più del necessario. Direttore, si va avanti lo stesso con Mister Pecchi anche l'anno prossimo? La butto subito lì, me la gioco. Ma credo di sì, cioè, questa promozione è targata sicuramente Mister Pecchia, che con il suo staff è riuscito a costruire, a sviluppare un percorso bellissimo, entusiasmante. Da tutti la Cremonese è stata riconosciuta come la squadra che ha giocato il miglior calcio in questa categoria. Non eravamo partiti per recitare un ruolo di protagonisti assoluti, ci siamo riusciti grazie al mister, grazie allo staff, grazie a una proprietà, una società che ha messo tutti i calciatori di dare il meglio e poi grazie a questi ragazzi stupendi che veramente si sono lasciati guidare dal mister e hanno veramente offerto prestazioni di altissima qualità che per lunghi tratti di questo campionato è stato veramente un piacere vederli giocare. Poi tutto era accompagnato sempre da risultati positivi, quindi è stata una cavalcata bellissima e strada facendo ci siamo resi conto che potevamo diventare più grandi di quelli che pensavamo. E il finale, il giorno di ritorno, abbiamo costruito un po' su quello che il mister era riuscito a sviluppare tanto come filosofia e mentalità, tanto come idee di gioco, quindi è stata una cavalcata bellissima, un finale rocambolesco e da film thriller che però ci ha visto protagonisti positivi alla fine e finalmente tutti quanti possiamo abbracciarci e poter dire che ce l'abbiamo fatta. Ripeto, tanto del meglio c'è alle qualità dei ragazzi, al tecnico, allo staff tecnico, oltre che al Cavaliere Arbelli. Vedo i giovani, ecco, anche più quotati, tra virgolette, su Transfer Market, sono Fagioli, Ocoli, Carnesecchi e lo stesso Gianluca Gaetano. 4 giovani, tutti dal 2000 in poi, tutti talentuosi, tutti che arrivano anche dalle big del nostro campionato, Juventus, Atalanta, lo stesso Napoli. Non è vero allora che chi insomma adotta questi progetti di valorizzazione dei giovani, anche se non suoi, poi non arriva a dei risultati? Ma noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo puntato sui giovani
In futuro ci piacerebbe avere giovani di proprietà, potenziare sicuramente il nostro settore giovanile, perché la realtà della Cremonese è una realtà molto importante. Detto questo, abbiamo provato questa strada, questo tipo di percorso, abbiamo puntato più a valorizzare questi ragazzi che fino a prima della Cremonese erano sì considerati, ma non avevano sviluppato appieno il loro talento, quindi c'è da riconoscere anche la qualità della Cremonese di aver individuato in questi ragazzi delle qualità tali da meritarsi poi oggi questa posizione di classifica e questa gratificazione. Il loro talento è stato sviluppato da Fabio Pecchia, un tecnico che si è dedicato anima e corpo tutti i giorni nei loro confronti, e grazie anche a un gruppo di giocatori più maturi che li hanno accolti, li hanno ricevuti, li hanno fatti sentire calciatori e allo stesso tempo l'hanno messi nelle condizioni di mostrare, un po' con il sorriso e un po' con confronti più seri, più maturi. Questo è avvenuto, sono contento che hanno e stanno meritando la grande attenzione dei loro club di proprietà, e auguro a tutti quanti loro una grandissima carriera, fermo restando che il difficile inizia adesso, non bisogna gravarli di eccessive responsabilità, ma lasciarli crescere serenamente, perché ancora forse il calcio italiano non è abituato ad avere calciatori protagonisti così giovani. Direttore, chi che con la maglia della Cremonese sta diventando davvero calciatore importante è Gianluca Gaetano. Con la vostra maglia, due le occasioni, due le annate appunto importanti, la crescita continua, quest'anno la consacrazione, la promozione in Serie A, una stagione esaltante fatta di tanti gol e di assist. Ma quale sarà il futuro di Gianluca Gaetano? Dovremmo aspettarci di rivederlo con il Napoli o c'è la possibilità concreta che magari possa restare in A anche con la Cremonese? Ma non so, Gaetano è un calciatore del Napoli, quindi è ragionevole pensare che ritorni al Napoli. È cresciuto tantissimo, è cresciuto tanto sotto il profilo umano, così come quello tecnico. Non è stato difficile per lui imporsi una volta avvenuta questa crescita. Io gli auguro, perché è nelle condizioni di farlo, una carriera importante e di guadagnare tutto quello che merita. Il suo desiderio sarebbe quello di essere un giocatore del Napoli, un simbolo del Napoli, poi aspetterà al Club Napoli verificare le qualità di Gaetano, e comunque il ragazzo è di proprietà del Napoli, per cui in prima battuta sicuramente il ragazzo tornerà a Napoli. Ci troviamo, direttore, anche con quelle che erano le notizie che ci arrivavano. L'ultima curiosità, ma è vero che Giuntoli ti ha chiesto informazioni su Carnesecchi e che tu hai detto che è un ottimo prospetto? No, non mi ha mai chiamato in merito a questo argomento, però confermo che Carnesecchi è un ottimo elemento, è un ragazzo tra i 4 che abbiamo noi forse è più pronto per certi versi, ha una personalità importante e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Sarà sicuramente pronta anche la Cremonese l'anno prossimo, grazie al lavoro del direttore Simone Giacchetta, che ringraziamo per essere stato oggi qui con noi. Grazie direttore, buon lavoro e ovviamente ancora una volta congratulazioni. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie al direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, che ha confermato insomma quelle che erano anche un po' le notizie uscite nelle ultime ore. Gaetano torna indubbiamente al Napoli, sarà valutato a questo punto da Luciano Spalletti in sede di ritiro, così come dovrebbe essere valutato anche Alessio Zerbin, autore al tempo stesso di un'ottima stagione al Frosinone.